Buongiorno, buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata di Ore 13 Salute, l'appuntamento del martedì come sempre dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Oggi parliamo dell'articolazione della mandibola, quella che ci permette di aprire e chiudere la bocca e non solo, poi lo vedremo. Però come anche il ginocchio, l'anca e il braccio è soggetta a diversi disturbi, tra cui l'artrosi, e dunque oggi insieme vedremo cos'è questa patologia nel dettaglio, ma anche come viene curata. Allora lo faremo in compagnia del mio ospite che vi presento subito. Do il benvenuto al dottor Luca Guarda Nardini, primario dell'unità di operativa complessa di chirurgia maxillofacciale all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno, ben trovato dottore. Ricordo a voi da casa che siamo in diretta come sempre, 0422 16 26 798 il numero per intervenire e farci una domanda. Allora dottore, prima di addentrarci nell'argomento di oggi, lei appunto è il primario della chirurgia maxillofacciale all'ospedale Cafoncello di Treviso. Sappiamo che questo è un reparto d'eccellenza all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Di che cosa si occupa nel dettaglio? Si occupa di tantissime cose, nel senso che è un reparto che parte dal trattamento della patologia orale, di tutta la chirurgia orale. Segue anche molto i disabili, i pazienti che non possono essere trattati in strutture private per problemi odontoiatrici, per poi passare a situazioni più complicate, tipo la patologia dell'articolazione temporomandibolare, del quale avremo modo di parlare oggi, che noi trattiamo tutto tondo, cioè partendo dai bite fino ad arrivare alla sostituzione protesica dell'articolazione temporomandibolare, cosa che in pochissimi centri in Italia fanno. Poi trattiamo chiaramente i tumori, seguiamo la terapia oncologica, poi le malformazioni facciali, che possono essere le malformazioni, quelle le banalissime ipersviluppi mandibolari o asimmetrie facciali, quelle che hanno la faccia tutta un po' storta, per passare a quelle malformazioni cranio-facciali che opero con i colleghi della neurochirurgia. Infatti, questo, che cosa ci ha portato? Lo stiamo anche vedendo. Questo qui è ad esempio una programmazione di un ragazzino di pochi mesi che abbiamo trattato, che trattiamo regolarmente. Questo caso specifico l'abbiamo trattato 6 mesi fa. Una volta si eseguiva l'intervento con l'esperienza, con il buonsenso, adesso oltre all'esperienza e il buonsenso aggiungiamo anche una programmazione al computer. In pratica noi acquisiamo le immagini TAC tridimensionali del paziente operando e al computer progettiamo gli spostamenti millimetrici che dobbiamo fare durante l'intervento chirurgico. Questo ci permette dei risultati molto più prevedibili. Questo appunto sono degli interventi che eseguo con i colleghi non soltanto malformazioni, della neurochirurgia, ma anche malformazioni craniche, anche i traumi. Ad esempio qui ho portato questo qui, per esempio è un trauma importantissimo, un trauma cranio-facciale. È stato un grossissimo incidente stradale, si è sfondato il cranio e tutta la faccia. Al computer abbiamo programmato un riallineamento dei frammenti ossei, quindi una pianificazione ideale in maniera tale da poter utilizzare tutti i frammenti ossei senza lasciare dei buchi nel cranio. Ad esempio, non so se, ad esempio, vedete qua, questo è il frontale, l'osso frontale, corrisponde proprio a questo qui. Una volta si rischiava di dover prendere questi pezzettini d'osso che risultavano essere in più, non si sapeva dove metterli, venivano buttati via. Cosa risultava? Una importante deformazione. Il paziente guariva, però come esito aveva un importante deficit della teca cranica. Con questa maniera, programmando al computer, si sa esattamente che pezzi d'osso ci sono, com'è il tipo di frattura, si possono riallineare in maniera perfetta e una volta riallineati stabilizzarli con delle placche di titanio. Quindi è un grosso progresso che viene fatto, che è stato fatto in questo senso, la programmazione del computer sia delle malformazioni craniche sia dei traumi. Non si fa sempre, solamente nei casi più complessi, questo chiaramente. Senta, il reparto di chirurgia maxillofacciale si interfaccia con l'università? Sì, noi abbiamo accordi
fa parte del settore formativo della chirurgia maxillofacciale dell'Università di Verona. L'Università di Verona, allo stato attuale, nelle 3 Venezie, è l'unica università che ha scuole di specialità, per cui noi facciamo parte del percorso formativo dell'Università di Verona. Poi con l'Università di Padova noi ci interfacciamo con la clinica odontoiatrica. Ci sono degli studenti di odontoiatria che frequentano il nostro reparto, come accordo con il dottor Benazzi, che c'è stato con l'ULS di Padova, l'Università di Padova. Senta, allora entriamo nel dettaglio dell'argomento di quest'oggi, anche con l'aiuto, lo dico alla regia, dalla terza slide e poi a seguire, perché insomma parliamo dell'articolazione temporomandibolare, ovvero l'articolazione della mandibola. È piccola, complessa, è fatta per aprirsi e chiudersi, e quindi perché è così importante? È così importante perché è l'unica articolazione che è sempre in movimento. È sempre in movimento perché, oltre che per mangiare, lo usiamo per parlare, ma soprattutto per deglutire. Il fatto di deglutire è un qualcosa che noi facciamo sempre, anche inconsciamente, durante la notte, per cui è un'articolazione, l'unica articolazione del nostro corpo che si muove sempre. E in più, oltre a questo, è parecchio complicata perché è doppia, cioè, sono 2 articolazioni collegate fra di loro che devono andare d'accordo. E poi sono molto piccole e si articolano anche con una struttura che è l'anello debole dell'articolazione, che è il disco articolare. L'articolazione è formata da dalla fossa glenoidea dell'osso temporale e del condilo mandibolare. Interposto c'è una struttura fibrocartilaginea, che è il disco articolare, si può vedere bene da questa immagine, che fa un po' da cuscinetto, questo per evitare che ci sia un contatto diretto fra 2 strutture ossee, e quindi è una forma di protezione, ed è proprio questo cuscinetto l'anello debole dell'articolazione. Senta, abbiamo detto che è un'articolazione sempre in movimento, cioè anche quando siamo in silenzio, anche quando non muoviamo la bocca è sempre in movimento. Perché? Perché c'è la deglutizione. Esattamente. C'è la deglutizione, e poi un'altra cosa, non è in movimento, ma ad esempio è molto spesso sottoposta a carichi. Dobbiamo sapere che il reflusso gastroesofageo, l'ulcera gastrica, le cervicalgie e i problemi dell'articolazione temporomandibolare sono i 4 fattori più comuni di somatizzazione. Per cui in questo periodo di estremo stress c'è da dire che i pazienti che hanno problemi dell'articolazione temporomandibolare sono tantissimi. Insomma, quindi anche con la deglutazione della saliva che eseguiamo all'incirca una volta al minuto, se non sbaglio, più o meno. Ecco. Certo, più o meno. Anche quello insomma mette in movimento, potremmo dire, certo, l'articolazione. Ecco perché è un'articolazione molto delicata, sottoposta appunto a degli stress, e deve fare i conti con alcune problematiche. Che cosa può intaccare questa articolazione, dottore? La cosa più comune è appunto legata al sovraccarico. Il sovraccarico, che può essere dato da 1000 fattori. Come dicevo, il fattore più comune è il serramento. Il serramento che noi abbiamo, che viene chiamato, entra nelle categorie di bruxismo. Cioè, il bruxismo si divide in 2 grossi gruppi. Si divide in pazienti che digrignano i denti, e allora in quei pazienti lì si ha soprattutto un'usura dei denti, e quelli che serrano i denti. I pazienti che serrano i denti presentano dei denti anatomicamente perfetti, non usurati, ma che però danno un problema a livello della muscolatura. La muscolatura crea un sovraccarico dell'articolazione, e l'articolazione si consuma di più. La prima parte dell'articolazione ad essere consumata è il disco articolare, che non essendo osseo ma essendo di fibrocartilagine è meno resistente, quindi si consuma oppure viene spostato in avanti. Si sposta in avanti, e da questo spostarsi in avanti nasce una condizione molto comune al 20% della popolazione, che è il click articolare. Forse avrà avuto, non so se lei o comunque qualche suo amico o amica, avrà sentito magari che aprendo la bocca hanno un click, un piccolo click. Sì. Questo
Questo piccolo rumore è dato dal fatto che aprendo la bocca viene scavalcato questo disco articolare che è stato spostato in avanti a causa dei microtraumi subiti nel tempo. Senta dottore, abbiamo una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, che abbiamo in linea? Pronto, buongiorno, che abbiamo in linea? C'è qualcuno? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Con Sara da San Biagio. Buongiorno, prego signora. Buongiorno, vorrei parlare giusto col medico dentista. Prego signora, chieda. Va bene, posso alzare il volume del televisore? Ascolti tutto dal telefono, che ci ascolta bene, ci sente bene dal telefono. Faccia pure la domanda al dottore, prego. Signora? Sì? Sì, faccia pure la domanda al dottore, la sta ascoltando. Buongiorno, buongiorno dottore. Buongiorno signora. Niente, sono un'anziana di 85 anni, però è da parecchio che soffro purtroppo di cervicali e altro, insomma, tutti gli acciacchi che poi vengono tutto valutati anche per l'età. Comunque io ho avuto una brutta esperienza per quanto riguarda denti, che sono qua dai 39 anni, mi sono trovata con la dentiera per un'infezione, sono andata dal dentista per curare una carie ai 2 superiori in alto qua. Allora niente, c'era il medico dentista e un meccanico dove vedono il principale le dice come si dice al signore che stava preparandomi per curare la carie, no? Allora dice dai, pulisci, che poi non è che sia tanto profonda la carie, le dice il medico, insomma, non il meccanico. Allora, niente, mi pulisce e cosa succede? Che le scivola la punta del trapano, quella che pulisce per poi chiudere, e non sono stati capaci di toglierla. Ha capito? Allora, cosa succede? Che il meccanico chiama il medico. Il medico le dica, il medico dentista le dice: ma poi chiudere, sai, la signora è giovane, ha detto ha 39 anni, ero in attesa poi anche, poi chiudere, sai, può rimanere, è come fosse una come si dice... Signora, mi ascolti un momento. Signora, mi ascolti un momento, siccome non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, cosa voleva chiedere al dottore? Lei ha ancora qualche problema ai denti? Sì, ho problemi in continuazione perché ho cambiato parecchie protesi. Ha dolore? Ho cambiato parecchie protesi, però sono sempre stata sofferente ai cervicali. Non sarà poi dalla masticazione, allora? Cosa dice? Allora, signora, ascolti cosa le dice il dottore. Grazie intanto per la sua telefonata. Allora, la signora, insomma, mi sembra di capire, vogliamo capire se può esserci una correlazione tra il dolore ai cervicali, la masticazione, certo, il dolore ai denti, no? Potrebbe essere un caso di artrosi. Non sapendo tutte le vicissitudini della signora. Adesso non ho capito bene perché allora il meccanico, di solito i meccanici si fanno altre cose. Comunque, vabbè, se ha problemi all'articolazione, se soffre di artrosi anche cervicali, è facile che possa avere dei problemi anche all'articolazione temporomandibolare. A questo punto, quindi alla mandibola, alla masticazione. Quindi l'esame, dopo ne parleremo dopo, che in questo caso più è utile è una risonanza magnetica per vedere se c'è un quadro degenerativo che poi può essere trattato ad hoc in maniera corretta. Quindi consigliamo alla signora di rivolgersi appunto dal medico e insomma, valutare se è necessario di fare una risonanza magnetica. Allora, la pubblicità incombe, ci fermiamo per qualche minuto, rimanete con noi, a tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13, parliamo quest'oggi di artrosi dell'articolazione della mandibola che ci permette di aprire, chiudere la bocca, di deglutire e proprio perché è molto delicata è soggetta ad una serie di problematiche tra cui anche l'artrosi di cui parliamo quest'oggi. Abbiamo subito, se non sbaglio, una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì, sono in linea, pronto. Buongiorno signora, è in diretta, è in diretta. Buongiorno. Ah, sono in diretta, bene. Come si chiama signora? Posso parlare? Sì. Prego signora, faccia la domanda al dottore. Io ho dei problemi, pronto? Sì, prego signora. Ma è un'altra, sono io che posso parlare. Sì signora, è lei in diretta, può parlare. Faccia la domanda al dottore. È un'altra in linea che parla. No signora, è in diretta. Sono la conduttrice, sono Alice. Qui c'è il dottore, può parlare. Prego. Parla. Signora, abbassi il volume del televisore, ascolti tutto dalla cornetta del telefono, signora. Posso parlare che ho di... Signora, abbassi, mi ascolti, grazie. Abbassi il volume del televisore e ascolti dal telefono. Sì, va bene. Va bene, pronto, io ho un bel pezzo che ho, buongiorno, ho un bel pezzo che ho, ma sento meno adesso perché non ci sento abbassare il televisore. Parli pure signora, ascolti non dal sento. telefono. Faccio... Signora? Ascolti dal telefono, non dalla televisione e faccia la domanda, parli pure, noi la sentiamo. Ecco, allora proviamo a ripristinare la linea, abbiamo qualche difficoltà insomma. Allora, abbiamo detto che l'artrosi può colpire questa parte del corpo, no? Come mai? L'artrosi è un processo degenerativo che interessa tutte le articolazioni. Diciamo che, e quindi come tutte le articolazioni è affetta dall'artrosi. C'è stato un aumento nell'ultimo periodo dei casi di artrosi perché l'artrosi può essere aumentata, accelerata come insorgenza dal fatto che ci siano degli stimoli esterni. Quindi una degenerazione articolare, soprattutto in una popolazione, specie femminile, sottoposta a molti stress, crea dei sovraccarichi a livello articolare che porta a un'usura dell'articolazione stessa. Quindi le donne possono essere colpite da artrosi alla mandibola più degli uomini? Le donne sono il 90% dei miei pazienti con problemi di articolazione temporomandibolare. E si può ricondurre allo stress un po' questa maggiore incidenza? Si può ricondurre allo stress e alla tensione muscolare. Cioè sono i muscoli che vengono contratti come una forma di reazione, una forma di somatizzazione, soprattutto i muscoli masseterie temporali, i quali portano a creare un sovraccarico a livello dell'articolazione temporomandibolare. I sovraccarichi creano un'usura prima a livello del disco articolare e poi a livello del condilo mandibolare. E questo è fonte di dolori, di malfunzionamento articolare. Più o meno a partire da quale età si riscontra maggiormente nelle donne? La degenerazione artrosica in sé per sé appartiene soprattutto a pazienti adulti, direi adulti dopo i 50 anni. Prima però si osserva, sotto questo punto di vista abbiamo fatto un grosso studio con varie università europee, dove abbiamo analizzato più di 2000 pazienti, uno studio che ho pubblicato 5-6 anni fa, nei quali si vedeva che c'erano due picchi. Un picco attorno ai 20-30 anni, dove c'era soprattutto un click articolare dato dallo spostamento verso l'avanti del disco articolare, che è quella struttura che è interposta fra l'osso mandibolare e l'osso temporale, e poi un secondo picco dove c'erano più che altro appunto pazienti di tipo artrosico, che era dai 50 anni ai 70. I trattamenti sono simili e non li trattiamo inizialmente. Il primo trattamento che si dà è quello che verte puntando ad un rilassamento della muscolatura. A questo proposito, proprio qui a Treviso, abbiamo fatto provare
dal comitato etico. Io faccio parte di un gruppo internazionale di studio dell'articolazione temporomandibolare e del comitato etico qui a Treviso abbiamo fatto approvare un'applicazione, un'app che si scarica, si chiama Brooks App, la quale dà degli alert e questi alert tramite il telefonino permettono un rilassamento della muscolatura. Tutto un processo non complicatissimo. In pratica, come dicevo prima, il sovraccarico della muscolatura è un processo di somatizzazione, quindi è un qualcosa che non riguarda direttamente, non è partenza dell'articolazione temporomandibolare, è partenza dall'encefalo, come tutte le cose di somatizzazione. Quindi noi abbiamo la caratteristica, se stressati, alcuni hanno la caratteristica se stressati, di stringere i denti e non ce ne rende conto. Il fatto di avere un alert che arriva direttamente sul telefono e tu devi controllare il telefonino e in quel momento dire come sei? Sei con la bocca stretta, hai i muscoli tesi, sei rilassato, e il fatto che ci siano questi alert ripetitivi già di per sé è un'iniziale forma di terapia. E questo è importante perché è stato adottato proprio a livello internazionale da oltre 50 università in tutto il mondo, quindi ha avuto un successo strepitoso. Adesso stiamo pubblicando i risultati che stiamo avendo. Quindi l'aspetto positivo del telefono, del telefonino, insomma, che ci permette di prendere quasi coscienza, insomma, di come stiamo assolutamente stringendo i denti. Allora, abbiamo un'altra telefonata in studio, vediamo se siamo più fortunati di prima. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, mi chiamo Graziella. Buongiorno Graziella, prego. Buongiorno e buongiorno anche il dottore. Prego. Io ho avuto un episodio quando avevo 35 anni, non è che sia tanto vecchia, ho 85 anni solo adesso, e avevo 35 anni. Quando mi sono bloccata le mandibole non potevo né parlare, che mi dispiaceva tanto, e bere, mangiare, così. E sono andata al pronto soccorso di Treviso. All'epoca non c'era il dottore perché lo vedo molto giovane e mi hanno limato a parte i denti sotto. E dopo mi hanno detto se non apre la bocca entro un mese deve andare a Bologna. Parlo di tanti anni fa. E invece dopo si è sbloccato tutto e ho cominciato a parlare, mangiare insomma a stare meglio. E adesso signora ancora questi... Adesso della mia età ho dovuto farmi qualcosa ai denti perché e niente, dalla parte sinistra dove è che sono nata forse mal, come si dice? Sono nata con la mandibola un po' storta, ecco. Allora, Graziella, ascolti cosa le può dire il dottore. Allora, signora, qualche anno fa, un po' di anni 50. fa, esatto, aveva questo problema, è rimasta bloccata con la mandibola. È un problema che può capitare, no? Sì, il blocco acuto articolare è una delle condizioni che ricorrono abbastanza frequentemente. Questo è legato al fatto che il disco articolare, che è sempre un cuscinetto interposto fra il condilo e la fossa glenoidea, si trova molte volte, invece di accompagnare nei movimenti di chiusura il condilo mandibolare, si accartoccia anteriormente e quindi può dare un blocco temporaneo dell'articolazione. Quello che si fa di solito, storicamente, è quello di fare una manovra di distrazione, cioè tirare verso il basso i condili mandibolari e riposizionarli anteriormente in maniera tale da far superare questo blocco. Quello che io faccio invece comunemente, e siccome questa manovra è abbastanza dolorosa e spesso mal tollerata, è invece quello di infiltrare l'articolazione temporomandibolare mediante un sottilissimo ago con dell'anestetico. L'anestetico ha il doppio vantaggio, quello di anestetizzare la regione, che già è sofferente perché non è una posizione fisiologica, quindi il paziente ha male quando è bloccato, e soprattutto
quello di dislocare, grazie alla pressione idraulica, verso il basso il condilo e quindi guadagnare spazio e poter eseguire la stessa manovra molto più facilmente. E quindi insomma comunque anche si sblocca in questa maniera. Insomma. Sì, insomma la signora molti anni fa ha avuto questo tipo di problema, con questo tipo di trattamento chiaramente possiamo dire... Non ho ben capito cosa sia consistito, perché mi sembra di aver capito che abbia limato i denti, probabilmente no, c'è qualcosa che mi sfugge a proposito. Forse insomma le tecniche oggi sono diverse. Allora abbiamo un'altra pausa di pubblicità che incombe, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Sempre. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. Io riparto da questo, dottore, perché anche molte delle telefonate che abbiamo sentito ci hanno parlato di problemi ai denti, no? Sì. Quindi per i problemi dell'articolazione della mandibola e quindi nel caso di oggi appunto l'artrosi, si va dal medico, si va dal dentista, qual è lo specialista più adatto a risolvere il problema? Beh, di solito dipende dal tipo di sintomatologia che è insorge per prima. Molti dei pazienti che mi vengono riferiti vengono ad esempio riferiti dall'otorino, perché vanno dall'otorino perché hanno problemi, pensano all'orecchio. L'otorino valuta dal punto di vista specialistico, vede che non ci sono problemi specifici dell'orecchio, chiede una risonanza magnetica e con la risonanza magnetica, che è l'esame che meglio ci dà la situazione dell'articolazione temporomandibolare, si può apprezzare un quadro degenerativo o di alterazione o di sofferenza dell'articolazione temporomandibolare. Molto spesso, a parte che gli otorini possono andare dai reumatologi o direttamente appunto dagli odontoiatri, dal dentista. I dentisti trattano tradizionalmente i problemi dell'articolazione temporomandibolare con i bite. Una volta si utilizzavano dei bite o anche un po' di fantasia, nei quali si portava in avanti la mandibola per metterla in scarico. Attualmente per fortuna non sono più utilizzati comunemente, e quelli che sono più in uso sono sono delle placche di svincolo, sono in pratica delle placche di resina rigida che di solito vengono posizionati all'articolazione all'arcata superiore, le quali hanno fondamentalmente la funzione di scaricare in maniera omogenea su tutta l'arcata dentare il peso masticatorio, e la seconda funzione era quella che, avendo uno spessore, di distaccare il condilo mandibolare dalla fossa cloroidea e quindi fare un po' da stampella, quindi sono un po' delle stampelle. Certamente questi possono dare dei grandi benefici, però non curano, se c'è un problema intraarticolare degenerativo, non curano all'interno dell'articolazione. Perché l'artrosi si manifesta fondamentalmente e principalmente con il dolore all'articolazione della mandibola? Si manifesta come dolore o anche come scroscio. Ecco, una cosa importante che tengo a dire ai telespettatori: l'articolazione va curata in due condizioni: se c'è dolore o se c'è una limitazione della funzionalità mandibolare. Dobbiamo pensare che il fatto di non aprire correttamente la bocca di solito viene aperta, un'apertura completa sui 4 cm e mezzo, 5 cm e mezzo, se non è completa è ridotta a 2-3 cm, ha dei grossi problemi anche sia di igiene, sia di possibilità di cure odontoiatriche, ma soprattutto, quando è molto limitata, anche di intubazione. C'è per esempio un incidente stradale, un paziente arriva all'ambulanza, un paziente deve essere intubato di corso, se non apre bene la bocca c'è il rischio di l'impossibilità di essere intubato e quindi di essere anche salvato per certi versi. Quindi tornando, il concetto deve essere chiaro: il rumore in sé per sé, se non è associato a dolore o a limitazione funzionale, non deve essere trattato, è quello che noi chiamiamo overtreatment, cioè un sovrattrattamento, e non è indicato. Certo. Mentre negli altri casi si presenta necessaria una valutazione. Poi certo. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea?
Sì, pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Regia, ci alzate un po' l'audio in studio, grazie. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Sì, buongiorno, sono Silvano da Trebadele. Buongiorno. Io ho avuto un intervento dal dottor Nardini in maggio di quest'anno. Il dottore, forse il primario, si ricorderà senz'altro di me. Volevo solo ringraziare lui e tutta la sua equipe per l'intervento che mi hanno sostituito la mandibola giù. Non ho avuto più dolori. Il primario sa i miei problemi. Solo una cosa, che appena vado a letto, dopo 10 minuti, ho la bocca secca, proprio che dà fastidio. Non so, volevo sapere. Allora se Silvano, dipende... ascoltiamo il dottore che cosa le risponde. Grazie per la sua telefonata. Non so se si ricorda del caso. Certo, lo Xerontin Spray o in alternativa la Vea Oris. Se la spruzza sul cavo orale, questo le dà una sensazione di benessere e non ha più la sensazione di bocca secca. Quindi Xerontin Spray o ancora meglio Vea Oris. Perché può capitare, certo. Insomma, questa sensazione di secchezza. Sì. Bene, allora abbiamo risposto al telespettatore. Allora dicevamo, il dolore insomma si manifesta nel caso dell'artrosi, si manifesta solo a livello dell'articolazione della mandibola o può estendersi anche ad altre parti del corpo, dottore? L'artrosi di solito è sinonimo di una persona di una certa età e quindi di solito le articolazioni interessate sono plurime, per cui si manifesta in molte articolazioni. Diciamo che noi ci occupiamo fondamentalmente come maxillofacciali, ci occupiamo solamente di articolazione temporomandibolare. Diciamo che interessanti sono quei pazienti, non tanto con artrosi, quanto con artrite o artrite psoriasica, che ci vengono inviati, c'è una grossa collaborazione con la clinica reumatologica di Padova, che ci vengono inviati specificatamente per trattare l'articolazione temporomandibolare, magari anche insorte unicamente su quell'articolazione lì. Senta dottore, con quali indagini diagnostiche, con quali esami si può insomma arrivare alla diagnosi di artrosi della mandibola? Come accennavo prima, l'anello debole dell'articolazione temporomandibolare è il disco articolare, con una struttura fibrocartilaginea. Per questo motivo indagini di tipo radiologico standard danno pochi significati, in quanto il disco articolare è radiotrasparente. Per cui l'unica vera indagine che mi dà importanti notizie in merito allo stato dell'articolazione temporomandibolare è la risonanza magnetica. Quindi è l'esame principe. È l'esame principe e l'unico con un vero significato diagnostico, perché gli altri, ad esempio anche con un TAC, se c'è un quadro degenerativo artrosico molto avanzato, viene evidenziato per carità, però non ho minimamente tutte le notizie che posso avere da una risonanza magnetica. E appunto, se dalla risonanza magnetica c'è un sospetto di artrosi, come si procede? Ecco, come dicevo prima, non è l'esame dell'imaging che mi dice come procedere, è il paziente che mi dice come procedere. Infatti io curo sempre i pazienti, mai le risonanze o le TAC o altro, nel senso che a parità di immagine ci può essere un paziente che sta male e un paziente che sta bene. Ecco, io tratto il paziente. Detto questo, diciamo che la terapia per l'artrosi che attualmente da vari anni utilizzo è quello dell'artrocentesi, quello del lavaggio dell'articolazione, per cui lavo l'articolazione rimuovendo i cataboliti e alla fine del trattamento del lavaggio posizione dell'acido ialuronico. Nei casi di artrosi ho fatto vari studi dal punto di vista scientifico, è da oltre 20 anni che mi occupo proprio per pubblicare su queste cose, sull'articolazione temporomandibolare, l'utilizzo dell'acido ialuronico. Si è visto che benefici si hanno solamente se questi trattamenti vengono ripetuti più volte a tempo ravvicinato, per cui quello che normalmente faccio è un ciclo di 5 infiltrazioni a cadenza settimanale di acido ialuronico associato al lavaggio dell'articolazione. Certo.
Allora, noi ci fermiamo per l'ultima breve pausa di pubblicità, poi torneremo proprio per parlare, dottore, insieme a lei di questa tecnica innovativa che lei insomma attua, e mi sembra che all'ospedale di Treviso sia uno dei pochi, se non sbaglio, che mette in pratica questa tecnica, ma ne parliamo subito dopo. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Ben ritrovati in studio, ancora in diretta in compagnia di Ore 13. No, parliamo proprio del trattamento, delle terapie che possono essere messe in atto per curare l'artrosi della mandibola e insomma anche con l'aiuto di un video. Cerchiamo di capire come avviene questa tecnica tramite l'acido ialuronico, dottore, ce lo spiega un po'? Cioè, attualmente la tecnica che io utilizzo nel trattamento dell'artrosi è quello di posizionare dell'acido ialuronico all'interno dell'articolazione. Queste articolazioni, che sono per lo più molto usurate, necessitano di... Posso commentare qui? Certo, prego, prego. Ecco, qui è come si svolge in maniera assolutamente semplice la procedura dell'artrocentesi. Una volta si utilizzava questa tecnica in sala operatoria, utilizzando 2 aghi. Era un qualcosa di abbastanza complesso, che necessitava anestesista, sala operatoria, ambiente sterile. Una decina d'anni fa ho messo a punto questa tecnica invece molto più semplice, che prevede un trattamento alla poltrona odontoiatrica, si usa tranquillamente, si può fare tranquillamente in ambulatorio. Viene fatta, come abbiamo visto prima, un'anestesia preauricolare sottocutanea, qui viene fatto seguire una puntura intraarticolare di anestetico condotta con un ago molto sottile. Una volta anestetizzata l'articolazione, qui si vede, si entra con un ago più grosso da lavaggio per poter rimuovere, e qui si vede schematicamente, rimuovere le sostanze, si chiamano cataboliti, quindi le sostanze che sono fonte di dolore, posizionate all'interno dell'articolazione temporomandibolare. Per far questo si inietta della soluzione fisiologica, si lava l'articolazione, come si vede adesso dal monitor, e si rimuovono sia le sostanze fonti di dolore, sia eventuali aderenze che si sono create nel tempo all'interno di un'articolazione che magari si muoveva poco. Questa tecnica porta via poco tempo, nel giro di una decina di minuti si può fare tranquillamente il lavaggio. Alla fine del lavaggio, come vedremo fra poco, si esegue l'infiltrazione di acido ialuronico. È dolorosa per il paziente, dottore? Ecco, qui si vede. Non è dolorosa, certamente è più che altro l'aspetto psicologico, cioè il fatto di avere un ago posizionato vicino agli occhi, sul volto, non è piacevole per nessuno. Però io ne ho fatte svariate migliaia. Anche prima di venire qui, ci diceva? Sì, questa mattina ne ho fatte una decina in ospedale prima di venire qui. Quindi è qualche cosa che si fa ormai routinariamente e che porta, a differenza dei bite, a differenza di altre metodiche, proprio un miglioramento dell'interno dell'articolazione e quindi proprio dei dolori che sono dentro l'articolazione, perché il bite mi fa da stampella, mi distrae, quindi mi toglie il carico, quindi mi dà una sensazione di benessere, però non è che vada a rimuovere la fonte di dolore all'interno, cioè tutti i cataboliti e le sostanze fonti di dolore che sono all'interno dell'articolazione, e soprattutto, oltre a rimuovere, poi posiziona l'acido ialuronico, che è una sostanza che è prodotta anche dal nostro corpo, che è antinfiammatorio e lubrificante. Scherzando dico, è un po' come cambiare l'olio dei cilindri di una macchina, del motore. Si crea una situazione di benessere al motore, e in questo caso si crea una situazione di benessere per l'articolazione temporomandibolare dei pazienti. Con il vantaggio che il paziente è sveglio, 10 minuti si conclude l'operazione. Esattamente, non ci sono assolutamente... l'unica cosa è avere
un po' di pratica. Inizialmente è bene, io spesso tengo corsi a proposito, inizialmente è bene magari tracciare delle linee di repere in maniera tale da essere sicuri di entrare in questa piccola articolazione con precisione, dopo un po' ci si prende la mano e diventa qualcosa un po' di facile, automatico. Se ho capito bene, diceva insomma questa cosa che abbiamo visto andrebbe ripetuta 5 volte almeno. Ho condotto alcuni studi in proposito valutando vari gruppi con vari tipi di acido ialuronico differente, e alla fine la conclusione a cui siamo arrivati è quella che un trattamento con acido ialuronico a medio peso molecolare ripetuto per 5 volte a cadenza settimanale è quella che dà dei benefici a distanza maggiori. Adesso stiamo proprio pubblicando i risultati di pazienti trattati oltre 15 anni fa, che stanno bene dopo un singolo ciclo di trattamento, quindi sono dei grossi risultati che vengono ottenuti dal punto di vista clinico. Quindi è una tecnica efficace? Assolutamente, sì. Senta, è una risoluzione definitiva del problema oppure come le dicevo, può ripresentarsi? Adesso stiamo rivalutando pazienti trattati da oltre 15 anni e stiamo rivalutando e quindi stiamo vedendo i risultati a lunga distanza. La maggior parte di questi pazienti non ha avuto la necessità di ripetere il trattamento, diciamo l'80%, una piccola minoranza l'ha ripetuto più volte e circa il 10% ripetuto 2 volte, quindi non è che sia una tecnica che deve essere ripetuta molto. Appunto l'importante è fare il ciclo e non la singola infiltrazione. C'è da dire poi che nel caso siano pazienti borderline con una risonanza magnetica particolarmente nella quale si vede un'importante degenerazione dell'articolazione, allora in quei casi lì si dice già al paziente che potrebbe essere uno step intermedio e se ci sono dei benefici ci si ferma là, ma già prospettando al paziente la necessità di fare un trattamento chirurgico dell'articolazione. Ecco, infatti se questa tecnica con l'infiltrazione dovesse fallire o comunque insomma non andasse bene per un paziente, c'è un piano B? Sì, il piano B è il trattamento chirurgico. Il trattamento chirurgico che consiste fondamentalmente in un'apertura chirurgica dell'articolazione, in una rimozione del disco articolare, una pulizia dell'articolazione. Se c'è il condilo mandibolare viene totalmente riconformato dal punto di vista anatomico, perché molto spesso, vedete, questo qui è un condilo mandibolare, non so se si riesce a riprendere, fatto in maniera corretta. Quelli che sono affetti da artrosi presentano quelli che noi chiamiamo becchi osteofitici, quindi delle alterazioni importanti della loro normale conformazione, per cui viene chirurgicamente arrotondato, viene pulita tutta l'articolazione e poi una cosa nella quale siamo gli unici decisamente al mondo che facciamo, e su questo siamo davvero un'eccellenza, abbiamo già pubblicato degli articoli scientifici a proposito, posizioniamo la membrana amniotica che è fonte di cellule staminali, quindi togliamo il disco articolare, rimodelliamo il condilo, mettiamo la membrana amniotica con cellule staminali che sono cellule rigenerative e diciamo in questa maniera quasi sempre riusciamo a risolvere in maniera brillante i problemi dei pazienti con artrosi dell'articolazione temporomandibolare. Questo però è un intervento chirurgico vero e proprio? È un intervento chirurgico vero e proprio, lo diciamo un intervento delicato perché in quest'area qui c'è il nervo facciale, quindi bisogna stare attenti a non lederlo, però a differenza della maggior parte degli interventi chirurgici nostri che sono abbastanza importanti e creano dei disagi per i pazienti, questo intervento qui è un intervento delicato ma fra virgolette piccolo, nel senso che ben tollerato dal paziente, di solito dopo un giorno o 2 i pazienti vengono già dimessi in un buono stato senza dolore, per cui sì, intervento chirurgico proprio, per carità, in sala operatoria, tutto quel che ne consegue estremamente delicato, però con queste metodiche qui, appunto, solamente pulizia dell'articolazione temporomandibolare, rimodellamento del condilo, posizionamento della membrana amniotica, è un intervento ben tollerato che vede la dimissione del paziente dopo
pochissimo tempo. Estremamente innovativo, perché si utilizzano appunto le staminali, no? Si usano le staminali. Sotto questo punto di vista, diciamo, quando io sono passato dall'Università di Padova a Treviso dicevo non farò più ricerca, è stato un po'... però devo dire che la banca dei tessuti di Treviso è veramente un plus per tutto l'ospedale, perché è bellissimo fare ricerca, sono tutti ricercatori molto motivati, stiamo lavorando con loro, sono grandi soddisfazioni. A questo proposito, fra le cose di quali noi ci occupiamo, nella quale noi utilizziamo la membrana amniotica, non c'entra niente con l'articolazione temporomandibolare, sono le necrosi da bifosfonati. Cioè in pratica i bifosfonati sono dei farmaci che vengono utilizzati in pazienti che hanno crolli della colonna per solidificare l'osso, la struttura ossea. Però danno il problema che creano a livello dentale, a livello delle mandibole, possono creare delle necrosi, cioè l'osso non riceve più sangue e quindi va in necrosi e si formano delle ulcere con esposizione della mandibola che sono dolorosissime. Noi puliamo l'osso esposto e posizioniamo la membrana amniotica e anche in questo siamo gli unici per il momento che lo facciamo e abbiamo degli ottimi risultati di guarigione. Tra l'altro, insomma, siamo in chiusura, ma è bene dirlo, è giusto dirlo, insomma, che questa tecnica attraverso la membrana amniotica per curare l'artrosi dell'articolazione della mandibola, insomma, pochi mesi fa lei è stato anche in Brasile a spiegarlo, quindi un'eccellenza certo. davvero tutta nostra, dottore. Sì. Siamo in chiusura, io ringrazio il dottor Luca Guardanardini, primario dell'unità operativa complessa di chirurgia maxillofacciale all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, di essere stato con noi. Grazie davvero, grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento dunque alla prossima puntata di Ore 13 Salute, arrivederci.